Assessore, si parte per la seconda tappa di questo giro, seconda tappa qui, di dietro c'è un nuraghe importante per il territorio, ecco, si unisce il grande sport a tutto il resto. Assolutamente sì, come stai dicendo te, noi siamo ben contenti di ospitarvi e di ospitare questa bellissima manifestazione e questi ragazzi che oggi per noi è una cosa, io personalmente come assessore, come amministratore del comune di Gonesa sono contentissimo e poi per noi speriamo che questa manifestazione sia il trampolino appunto di queste manifestazioni e ben vengano cose organizzate così da persone che ci credono al nostro territorio e alla nostra provincia Sud Sardegna. Ciclisti in sella questa mattina per la 13ª Coppa Città di Gonnesa, Giro del Nuraghe. È la seconda fatica del Giro delle Miniere e si entra subito nel vivo della manifestazione ciclistica organizzata dall'SC Monteponi. Il tracciato è di 79 km con partenza e arrivo al Nuraghe Seruci, in una splendida cartolina del Sulcis a 2 passi da Gonnesa. Al via ci sono oltre 75 partenti. Sui pedali i ciclisti si buttano subito ad affrontare il tracciato misto con tratti pianeggianti caratterizzati dal grande caldo e da un vento tagliente che rende decisamente più faticoso il percorso. Una tappa che nel finale presenterà il suo momento clou con una salita di 2,7 km al 4% e soprattutto lo strappo degli ultimi 300 metri al 7-8%. L'itinerario scelto è un anello di 19,5 km da ripetere 4 volte. Percorso inizialmente pianeggiante, adatto alle alte velocità sulle strade provinciali 108 e 82 verso il bivio Seruci. Poi ancora sulla provinciale 2 passando per il bivio Portoscuso e Portopaglia. Proprio dopo l'abitato del centro industriale, al primo giro è già bagarre con i primi scatti di Emiliano Murtas e Gabriele Orru, entrambi capaci di costruire 37 secondi di vantaggio dal gruppo trainato da Andrea Costanzo. La carovana inizia a sfilacciarsi, soprattutto nelle salite a ridotto di Portovesme e i battistrada si rimpallano le prime posizioni con scatti e controscatti. Al terzo giro dell'anello sotto il Nuraghe sono sempre i 3 sardi a fare selezione, ma il gruppone con i 10 migliori di tappa inizia a ricucire. All'ultimo passaggio, prima dei 19,5 km finali, è Giovanni Fortunati a trovare la testa della gara con un vantaggio di una manciata di secondi dal piccolo gruppetto inseguitore. Ed è proprio il gruppo a riprendere il fuggitivo nelle ultime salite con in vista Matteo Magia e Fabio Orcame. Sono loro dunque a giocarsi la volata nello strappo conclusivo che è quello più impegnativo e conduce al traguardo. A oltrepassare per primo la linea il portacolori della Vivo MGK Vis dal Colle che precede proprio Magia. Terzo Fortunati. Tra le donne conserva la maglia di leader Michela Gorini, anche oggi prima davanti ad Alice Capone e Valentina Zucco. Fabio Orcame, primo al traguardo di questa seconda tappa, innanzitutto uno strappo finale, una volata a 2, la tua zampata vincente. Sì, diciamo che la realtà è che ultimamente sto correndo poco e non sapevo come stavo, fino alla fine non sapevo di farcela. C'era Matteo che andava forte più di tutti, la realtà è questa, complimenti a lui. Sono stato intelligente, per fortuna Alessandro, il mio compagno, mi ha dato una grossa mano, un finale e è andata bene. Un tracciato che abbiamo visto percorrere strade con tanto vento, tanto caldo, un po' ad elastico, varie fughe, poi alla fine quella vincente l'hai seguita. Sì, la realtà è che sulla salita quando si accelerava rimanevamo sempre gli stessi, quindi quando rientravamo da dietro era perché rallentavamo davanti, la realtà è questa. Però siamo all'inizio del giro, bisognava gestirsi, è andata bene così. Il percorso alla fine diventava duro, perché ripetere quella salitella per più e più volte si è fatto sentire in finale, però bene così. Sei venuto qui per quale obiettivo? Vittoria di tappa oggi è andata e poi? Mi farò sorridere, sono venuto per allenarmi, perché non riesco a dare continuità, ho preso un po' di ferie e almeno farò 4 gare di seguito. Ieri ho fatto la crono senza bici da crono, è andata benino e ora pensiamo solo a divertirci, tutto qua. Matteo, eri lì, eri a pochi passi, ti hanno beffato proprio per pochi centimetri, com'è stato l'arrivo innanzitutto?
Beh, diciamo che eravamo un po' finiti con le energie, quindi ci siamo spremuti fino... Non avevo più nulla, è andata così, è stato bravissimo e complimenti anche a tutti gli altri. Però era importante essere lì, testare la gamba, come va? Sì, stavo bene, nulla da dire, tutto secondo i piani. E questa tappa viene dopo quella di ieri, anche lì buone sensazioni credo, e quali obiettivi per il tuo giro? Ma diciamo che 2 secondi posti, se riuscissimo a vincere non sarebbe male, però c'è anche il discorso classifica generale, quindi adesso curiamo quello. E infatti già con la maglia da difendere. Sì, anche domani e dopodomani, speriamo di tenerla anche domani per dopodomani. Quindi. Ti abbiamo visto in fuga, qualche tentativo più volte, poi ricucito, è stata dura. È stata molto dura, poi la prima volta che faccio il giro questo delle miniere, percorso tosto, con questi belli strappi, poi la temperatura ha fatto il suo corso, insomma, è stata tosta. Ho provato nell'ultimo giro perché sapevo che la salita avrebbero fatta forte, così mi sono un po' avvantaggiato, ho fatto a mi passo, infatti poi mi sono fatto rientrare e poi in volata mi hanno battuto forti, bravi loro. Però insomma il sintomo che c'è la gamba, c'è le energie nonostante insomma il caldo e dei tracciati comunque impegnativi. Sì, fisicamente in questo periodo sto molto bene, ieri ho fatto la cronaca, ovviamente non mi si addice essendo leggero, però fin dal primo giro sentivo che stavo bene, ho sprecato un pochino, però alla fine terzo va benissimo insomma. Abbiamo visto anche la tua squadra attiva. Sì, tutti bravi, infatti io ringrazio a tutti i ragazzi che comunque abbiamo sempre fatto la corsa, 3 nei 10, insomma è un bel risultato, infatti devo ringraziare tanto anche loro, è un terzo posto merito di tutti insomma. Michela, si ritorna da dove ci siamo visti ieri, è andata bene anche oggi ma è stata molto dura. Allora, e come ieri la storia si ripete perché oggi valeva veramente tutto il sacrificio, tutta la fatica che ho fatto per onorare il memorial a Giancarlo, che è stato prima di tutto un grande amico per voi al Giro delle Miniere, ma una parte di cuore anche per me. Quindi ecco, sono contenta, mi dispiace per Alice perché è andata talmente forte che meritava la vittoria, però non me ne voglia. Ma quando ho visto il traguardo ho pensato a Giancarlo e ho detto deve essere per lui. E così è stato, dai, è andata bene. Si conserva anche la maglia, un peso in più. No, è abbastanza leggera, per cui dai. Sì, si conserva la maglia, domani è un altro giorno, vediamo, perché le ragazze ce ne sono veramente giovani, forti, belle e soprattutto sportive, quindi anche se dovessi perdere, la cosa che non mi dispiacerebbe, andrebbe sicuramente in altre buone spalle. Anche perché a fianco c'è chi è arrivato a seconda, però ha pochissimo. Sì, alla fine ho provato ad andare via il primo giro in salita perché comunque questa è la mia il mio primo finale di stagione, perché io vengo da una stagione dove ho fatto mezzi Ironman, quindi comunque sia in bici avevo una buona condizione, soprattutto in salita perché le gare che faccio io sono con pendenza. Quindi ho provato la prima salita proprio perché era una pendenza in cui io vado bene ad andare via, solo che in discesa non sono una gran discesista, quindi ho perso il gruppo, mi sono ritrovata da sola, poi come mi hanno ripreso gli altri sono stata con loro e alla fine insomma ce l'abbiamo giocata gli ultimi metri. Brava chi mi ha preceduto perché io non ne avevo proprio più l'ultima salita, proprio mi sono piantata. Quindi va bene così, sono contenta, quindi va bene.